2:22 Massimiliano Dionisi, quando la prima concluderà sarà la conclusione quindi per la vostra partecipazione subito con Vidoni Matteo seguito dal compagno Rudy Molinari, eccoli qua. Matteo, ce la levammo, dai, dai! 4:22 Thomas Calcinotto, 4:23 Giusti. Eccoci con i 4:12 davanti gli atleti di casa e Ceolin che guida con i 4 spedità naturali per questa ormai classica del ciclismo fuoristrada, finale Veneto Cup, terza prova del trofeo d'autunno. Un fine stagione davvero intenso per i veloci Raptors. Ecco qua, maglie del Mountain Bike Club Garne, abbiamo visto davanti a condurre Leonardo Perli, eccoli qua i nostri giovani, sempre con Zandonà Fabio, Mountain Bike Club Garne, a chiudere Mountain Bike Club Garne, la storia del fuoristrada dei campioni. Ora al comando le maglie per Ale Peppino, anche il Doni si porta nelle prime posizioni. Tira! Tempi del primo anno, i ragazzi più giovani, sempre a 3 giri di un percorso ridotto. Colgo sempre l'occasione e l'invito per quello che domenica prossima sarà un altro scenario. Teatro naturalmente non sarà quello fluviale, ma sarà quello montano. Qui la Villa Farsetti con la kermesse dedicata agli amatori. Con noi sempre le riprese di H-Media MTV Gran Fondo. Eccole qua le nostre atlete, vedetele. E lui con questa partenza c'è ancora gli ambienti. Vedete 361 e 368 Lamberto con la Valeri e il sesto posto nella classifica nazionale. Paolo Lorenzo, pedale Feltrino tra gli esordienti e secondi del primo anno. Eric Mendo, Mike Coreva. Vai Lollo! Vai Simone! Vai Lollo! Guarda che buona! Allievi del primo anno sono i colori casalinghi, sono i colori di casa, siamo con i 4:12 a condurre Federico Ceolin, 4:36 a Zano, seconda posizione, terzo Ramon Vantaggiati, esordienti. Vediamoci allora chi guida il comando, 4:53 siamo con Paolo che guida con i 4:69 in seconda. Eccoci qua, 4:56, 4:31 siamo con Piccolo Cristiano, Mountain Bike Club Garne. Dovrebbero mancare le ragazze più giovani, le esordienti, impegnate in 2 giri del percorso. Cassol dal Colla Pelizzaro, Bertagno Feriolo, Celisara, Valeri Tavella. Vediamo allora se la Pelizzaro, il percorso è la Camilla Cassol, con lei abbiamo la compagna Berto Antonia,
con il 3,79 la Taverna Monica. Abbiamo visto allora all'ultimo giro Berto Antonia e Camilla Cassol, con Tavella Ariana Bike Tribe in terza posizione, quarta Martina Valeri. Almeno questo per quanto riguarda sempre Raizaro, con Raizaro ai 407 Tre Ossi, quindi 409 per Merlino. Vediamoci allora. 413 non demorde Tramontina Gabriele, 4,53, attenzione Paolo Lorenzo al comando con i 4,69, 4,52, quarto Loris Mazzucco, 4,23. Abbiamo visto ultimo. categoria, quella degli allievi. È già l'ultimo giro. Vediamoci allora i 4,30 per Velo Damiano. Pedale Feltrino, la società in questo passaggio con i 4,24, siamo con Gaz Emanuele. Allora attenzione, perché negli esordienti del secondo anno abbiamo visto Faoro con Chiandussi. Michi. Eccola qua signori, Camilla Cassol per la Girelli Cicli dalla Rosa Mobili. Vediamoci allora gli altri ragazzi, non me ne vogliano, ma qui andiamo a concludere la prima tornata. Ancora il pedale Feltrino, nel frattempo con Lazzaretti Lorenzo. Vediamoci, mentre 401, attenzione Nicola Paparella, 404, 408, 407, ci siamo, sono all'ultimo giro. Alberto con il 2004, con il 3,79 arriva Mariana Pavella. 451 in poi, potete seguire anche voi, potrebbe essere già l'arrivo, quindi vediamoci. C'è questa coppia 4,69, ma con i 4,53 signori Lorenzo Faoro, con i 4,69 invece c'era l'altra categoria. 5 degli allievi del secondo anno. Il vincitore, Velociraptor la società, Federico Ciolin. Anno Federico Ciolin, Daniele Azzano, Ramon Vantaggiato, Alessandro Berton, Marco Zanette. Eccolo allora il podio delle ragazze allieve, con la Marica Tovo, Gaia Pagotto, Giada Specia, Matilde Bolzana e Alice Favrin. Eccolo qua un po' la rivelazione di questo finale stagione. Podio per il sprint Vidor La Vallata, Loris Mazzucco. Pedale Feltrino, l'argento a Lorenzo Faoro. 2004 Michele Chiandussi. Eccoli qua allora i top 5 della categoria esordienti del secondo anno: Chiandussi, Faoro, Mazzucco, Mariuti, Bergagna. Doni 2004, pedale Feltrino, sprint Vidor La Vallata, Bike Tribe Sagareda e James Bike Team Buia. Queste le società. Eccolo allora il podio confermato con i 5 esordienti del secondo anno. Andiamo ai ragazzi con esordienti più giovani in assoluto: mezza casa Masarin Vazzola, Ronchiato Conatti. Il bronzo per il Doni 2004 Antonia Berto. Velo
Veloclub Torre Belvicino, l'argento è di Letizia Cerisara. La vincitrice Girelli Cicli dalla Rosa Mobili, Camilla Cassol. E noi con questo ultimo podio il grazie di dovere ai Velociraptor, all'impegno di questo team lagunare, vero patrimonio della provincia e non solo. Grazie, il cuore ce l'avete messo, le forze lo stesso, una stagione la vostra intensa, organizzazione di diverse gare, lo faccio a nome anche dell'assessore, lo faccio a nome di tutti gli sportivi, un grazie e la fortuna di avere società come i Velociraptor. Alla prossima, lo dice bene il nostro assessore, alla prossima appuntamento ancora con i Velociraptor e la scuola di ciclismo di Torre di Mosto. Di nuovo grazie e buone pedalate, io da parte mia non mi resta che aspettarvi domenica.